Come mi metto? Dov'è il presidente? Dai, tutti così. Dai. Finalmente ci siamo arrivati. Qualcuno prima ha detto che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, ma per me sicuramente è un punto di arrivo. Ci speravo tanto nell'acquisizione di questa perla del paese da mettere a disposizione di tutti i miei concittadini follinesi, grazie all'apporto e alla fiducia che in me hanno risposto tutti i miei compagni che con me conducono questa amministrazione. Ce l'abbiamo fatta, sono veramente contento. Quando si arriva ad ottenere un traguardo così non si è mai buttato via niente. Le generazioni future capiranno, come lo stiamo capendo noi, che questo è il futuro anche per loro e vedrete che lo sapranno valorizzare e meritare. L'Italia si caratterizza da secoli ormai per i propri comuni, per le piccole realtà che sono state costruite per essere difendibili, quindi per essere inaccessibili, e dove le comunità si sono sedimentate per secoli, hanno creato delle situazioni straordinarie, un patrimonio di cultura, di altri, di tradizioni impareggiabile che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Bene, noi ci siamo presi un po' l'impegno di tutelare, salvaguardare, promuovere, valorizzare questo patrimonio, farlo diventare un elemento di ricchezza per queste comunità. I dati turistici che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo, quindi negli ultimi 2 anni e mezzo da quando siamo arrivati, non hanno risentito dell'attestato che ci è stato consegnato oggi dei borghi più belli d'Italia. Quindi sicuramente sono ottimista perché da quest'anno, quindi da novembre quando è ufficiale, dovremo avere anche sfruttare questo volano delle entrate in questo prestigioso club. In questi giorni Follina è veramente bella, lo era già da prima, lo è diventata ancora, però ribadisco, questa Follina che vediamo oggi è merito grazie di questa amministrazione che ci ha creduto, ma soprattutto un grazie grande alle associazioni che hanno lavorato e che stanno lavorando tantissimo. Non dico solo una cosa, proprio in questi giorni abbiamo 2 grandi manifestazioni, che è la secolare Sagra di Pentecoste, storica, e abbiamo questa meravigliosa primavera del Prosecco a Follina, quindi 2 manifestazioni molto sentite nel territorio. Follina è sicuramente una bella giornata oggi, un traguardo raggiunto che premia quelle che sono le caratteristiche di questo comune, di questo piccolo borgo. Aggiungo anche che segue di poco al riconoscimento ottenuto da Cesone di Valmarino, quindi credo che questi 2 comuni così vicini ma così belli possano dare il via ad alcune iniziative che mettano in evidenza quelle che sono le loro prerogative, le loro bellezze, e che creino anche un nuovo impulso per l'attività turistica e quindi per una ripresa economica di questo territorio. Il governo crede nel turismo, soprattutto nel turismo culturale. Ricordo che è stato approvato un decreto che non a caso si chiama decreto cultura e turismo, proprio perché crediamo che il turismo culturale sia una modalità, una forma di turismo evoluto anche da un punto di vista della capacità di spesa, che possa portare solo benefici al nostro territorio. Quest'anno è stato anche un successo, visto lo stabile che ci ha donato il Comune per questa manifestazione. Quindi abbiamo tutto lo stabile a nostra disposizione, dove abbiamo messo dentro degli artigiani quest'anno, e quindi c'è il connubio tra arte, artigianato e bollicine. Abbiamo pensato quest'anno, visto che c'erano i borghi più belli d'Italia, abbiamo fatto l'ombrello, la coreografia con tutti gli ombrelli rossi per richiamare il logo, e quindi, come dicevi tu, esattamente uno viene a Follina, abbiamo dei piccoli artigiani, perché ne abbiamo solo 10 quest'anno e non pensiamo di ampliare tanto di più il numero, perché deve essere una cosa un po' ricercata di nicchia che si abbina benissimo col Prosecco, che anche qui le cantine sono selezionate. Oltre a qui abbiamo anche un altro sito sotto l'abbazia, dove quest'anno abbiamo una mostra d'arte. È un artista di Anzano X che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, ma che entra sempre nella primavera del Prosecco.